Ciao ragazzi, benvenuti su mattoscacco.com in questo nuovo video. Allora, restate fino alla fine perché dopo avervi mostrato le 5 migliori mosse nella carriera di Karpov vi mostrerò una chicca. Vi ricordate che avevo annunciato sia qui che su YouTube, sul sito Mattoscacco, sulla pagina Facebook, che con Mattoscacco aveva iniziato a collaborare il maestro internazionale Milanov Ratkovic? Ecco, vi darò un'anteprima alla fine di questo video. Bene, andiamo avanti tutta, questa è la posizione, Karpov gioca col bianco, col nero il suo avversario e ora se tu fossi il bianco che mossa giocheresti? Cercheresti di posizionare al meglio i tuoi pezzi? Scambieresti le torri sulla colonna A? Cercheresti di raddoppiare le due torri? Quindi cercheresti di mettere meglio questo alfiere da qualche parte, però non si capisce bene dove? Oppure, non so, faresti mossa come donna B2, donna A1, però c'è il cambio sicuramente delle torri da parte del nero. Qual è la mossa che giocheresti ora? Ti lascio proprio 5 secondi per pensarci, poi ti dico che cosa ha fatto Karpov. Qui Karpov, da grandissimo giocatore posizionale e da grande giocatore che è in grado di limitare la mobilità dei pezzi avversari, giocò alfiere A7. Alfiere A7 è un'ottima mossa, chiude la colonna A, dato che il nero aveva intenzione di raddoppiarci le torri, e ora permette al bianco di farlo. Guarda, per esempio, ora il nero inizia a manovrare in questo modo. Ora si può giocare tranquillamente alfiere C2, tanto la torre non è più sotto attacco. E adesso noi abbiamo raddoppiato le torri, questo alfiere è fortissimo perché limita totalmente la mobilità sia di questa torre che anche di quest'altra torre e quindi si ha un vantaggio posizionale infinito. All'interno della partita poi vedremo che in realtà qui Karpov sfruttò il principio delle due debolezze, cioè creò pressione su questa colonna ma poi in realtà il colpo mortale lo sferò sull'ala di re. Questa comunque è un'ottima mossa. Andiamo a vedere quest'altra posizione, qui Karpov sempre col bianco, gioca contro il nero e chi è il nero? Il grande Garry Kasparov. E qui Garry giocò pedone per, e qui probabilmente il 99% dei giocatori di scacchi giocherebbe questo, no? Giusto, logico, pedone per pedone, posizione equilibrata e ci siamo. Ma Karpov non giocò questa perché a seguito di questa mossa non si capisce come il nero, come il re bianco possa riuscire ad entrare, poiché qui c'è il pedone che controlla, qui c'è il pedone che controlla, qui si metterà il re avversario e quindi noi non potremo entrare in nessun caso da nessuna parte, probabilmente la partita finirà patta. Ma la mossa di Karpov è invece cavallo G2. Concede all'avversario un pedone nel finale, perché adesso siamo pari, abbiamo 2, 4, 6 pedoni. Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, chiaramente se ora si cattura saremo un 5 contro 5, ma concede un altro pedone, attualmente siamo un 6 contro 4, adesso 5 contro 4, 5 pedoni neri contro 4 bianchi. Perché questo sacrificio? Perché ora, non essendoci più il nostro pedone H4, il nostro re può sfruttare questa casa H4 per entrare, quindi probabilmente poi catturerà qui e riuscirà a fare una sorta di aggiramento e di riuscire ad entrare nello schieramento avversario. Perché Karpov non ha paura di questo alfiere? Semplicemente perché i nostri pedoni sono messi sul bianco, il suo alfiere è su case chiare, quindi non può attaccarci minimamente. Il suo re di qui non riuscirà mai ad entrare, neanche a seguito di eventuali sacrifici, poiché ci sarà sempre un nostro pedone che inibirà le entrate del re da questo lato. Il re suo qui neanche può entrare, quindi noi siamo liberi col re di fare il nostro giretto. Vediamo com'è andata la partita. Re 6, Kasparov, cavallo F4, doppio attacco, re in F5, cavallo cattura, re in E6, cavallo F4 scacco, re D6, re G4, alfiere C2, chiaramente re H5, cavallo D1, re G6. E ora si va chiaramente a creare offensive importanti. Questa è stata veramente un'ottima mossa. Ti porto in quest'altra posizione dove Karpov gioca col nero. Ora una semplice mossa normale come a rocco corto non è una mossa solida poiché ci sono i vari sacrifici
e dopo questa posizione il re nero è veramente esposto e non vorrei trovarmi nei suoi panni. Perciò questa sicuramente non è la mossa corretta per il nero. Karpov qui giocò re in E7. Questo può essere una mossa di un principiante o la mossa di un grande genio. Re E7 ha lo scopo di mettere in collegamento la donna con la torre e minacciare G5. Prima non si poteva fare questa mossa poiché c'era direttamente il sacrificio e questo pedone era inchiodato, non poteva ricatturare, altrimenti si perdeva la torre. Adesso invece con re in E7 sì che si può minacciare G5 e per esempio se ora il bianco gioca tranquillo si perde materiale perché G5 o si fa subito un sacrificio o se con la donna ci si ritira, per esempio in H3 non è che ci sono molte soluzioni, ci sarebbe G4 con attacco doppio. Perciò il bianco qui risponde in modo aggressivo, non arrocco ma cavallo in E5, Karpov semplicemente cattura l'alfiere, cattura, donna in A5, scacco, guadagna materiale, a questo punto C3 e qui il nero ha una posizione molto solida, veramente geniale. Andiamo avanti, altra posizione. Questa è veramente bellissima. Karpov ha un attacco potenzialmente da matto se non fosse che c'è questo alfiere, questo cavallo in F6 che mantiene la posizione. Quindi qui a uno scacchista viene subito in mente il tema della deviazione. In che modo posso togliere quel maledetto cavallo da lì e iniziare a dare matto? Karpov giocò G5. Peccato che G5 è attaccabile 2 volte. Dici, che cosa te ne fai di questo sacrificio? Ti faccio vedere. Se il cavallo si toglie va semplicemente in H5 e ora c'è cavallo F4 come tema della deviazione. Se invece su G5 si cattura di torre e andò così la partita, si può giocare torre D5. Tema dell'interferenza, ora la donna e la torre non sono più in collegamento fra di loro. Per esempio come può continuare? Se cavallo per D5, adesso c'è semplicemente scacco, il re si toglie e matto. Se questa torre la si cattura di torre, c'è cavallo per D5, sempre col tema della deviazione del cavallo. Per esempio ora torre in E8, adesso cavallo in E va in F4, alfiere C6 e ora non va bene subito la presa di cavallo, ti faccio vedere, non va bene perché pedone per e ora donna H7, re F8, scacco e il re ha una via di fuga. Certo non è bella la situazione del nero ma non si chiude la partita. Quindi su cavallo in E F4, C6, Karpov gioca E5. E5 è una mossa veramente importante, ha una mossa importantissima. Per esempio D per E5, adesso arriva finalmente la combinazione. Cavallo F6, E per F6, cavallo in H5 e si minaccia il matto in G7. Qui se catturi ora di pedone c'è semplicemente torre G1 e si vince alla prossima. Senza la spinta del pedone in E5 non si può provare a fare la stessa combinazione di matto perché su cavallo in H5 non c'è lo stesso giochino perché il nero ha a disposizione questa mossa donna G5 con scacco e ti forza a cambiare le donne. Invece con la spinta in E5 hai sì questa possibilità e ora nessuno ti può impedire il matto perché questo pedone blocca la donna di andare in soccorso sull'ala di donna. Veramente incredibile, incredibile anche questa posizione. Andiamo all'ultima posizione. Karpov qui gioca con il bianco. Abbiamo detto che Karpov è un giocatore posizionale in grado di mettere i propri pezzi nel modo migliore possibile e anche qui gioca col bianco. Non ci sono tatticismi, non ci sono cose incredibili da vedere, ma bisogna capire come migliorare la posizione dei propri pezzi. In questo caso Karpov crede che un pezzo che si potrebbe migliorare sarebbe l'alfiere in G2. L'alfiere in G2 sarebbe bellissimo qui. In questo caso attaccherebbe la torre, ma soprattutto attaccherebbe il pedone debole ed arretrato E6
del nero e quindi si potrebbe poi dar via a una serie di combinazioni. Per riuscire a mettere l'alfiere in G4, come giocheresti? Ti lascio 5 secondi per pensarci. Eh sì, qui Karpov gioca alfiere F3, che è completamente in presa 3 volte, quindi non ce n'è. In caso di presa, guarda un po' cosa succede. Si cattura e intanto al momento facciamo la conta dei morti, il bianco ha un alfiere in meno. Donna G6, non è mortale donna G6, però guarda cosa succede. Intanto ci pappiamo un pedoncino, scacco di nuovo e intanto mi sono pappato un altro pedoncino, quindi per ora ho dato via 2 alfieri per 2 pedoni. Adesso per esempio su questa c'è donna E7, donna F7, ho dato via l'alfiere per 3 pedoni, ma non 3 pedoni a caso, tutti i 3 pedoni dell'arrocco e ora ho questi pedoni a seguito anche di F4 che saranno invincibili, indistruttibili, non c'è alfiere, torre, donna che tiene a un'avanzata così poderosa di questi pedoni che probabilmente uno di questi andrà a promozione. In più ci sarà anche la spinta E6 che oltre che creare un pedone che va a promozione libera anche il raggio d'azione di questo alfiere che potrà essere mortale per combinazioni di matto verso il re avversario. Veramente, veramente un grandissimo giocatore Karpov. Adesso come promesso ti faccio vedere una piccola anteprima del corso del maestro internazionale Milan Ratkovic che sto pian piano traducendo poiché lui è un maestro serbo, fa i video in inglese, quindi sto traducendo pian pianino in italiano. Ok, e adesso D5. Karpov amava giocare le posizioni chiuse, perché così nelle posizioni chiuse puoi manovrare meglio i tuoi pezzi, organizzare al meglio. E lui in questo è veramente bravo, un giocatore posizionale. Il nero risponde con cavallo di 8 ed ora questo cavallo è in una casa non proprio eccezionale, però è normale, fa parte della teoria questo tipo di variante. Questa pressione è solo l'inizio. A4, torre B8, cambio di pedoni al centro e l'idea è quella di giocare B4. Perché giocare B4? Perché il nero vuole giocare 4, cavallo B7 e creare poi un posto per il cavallo in C5. E dopodiché si ha una posizione pari. Perciò B4 serve proprio a prendere più spazio sull'ala di donna, cavallo B7 e ora cavallo in F1 da parte del bianco. Il cavallo blocca l'alfiere camposcuro e quindi deve trovare una casa migliore. Ok, ora il cavallo può andare tranquillamente da G3 o E3 e poi saltare verso F5. Questa è una tipica idea nella Ruy Lopez. Il nero gioca alfiere D7, alfiere 3, torre in A8. Ora, come vedi, la colonna A è controllata da entrambi i giocatori ed entrambi i giocatori vogliono controllare la colonna A. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!